Ma sfortuna stamattina si erano giù. Mamma mia, che assurdo. Mamma mia. Allora io vi saluto, bello a tutti ragazzi, ben ritrovati in un nuovo video del Setaccio Mercato, Battaglia Napoletano. Allora io prima di iniziare il video, ok, vi chiedo a tutti quanti di girare il video con tutti quanti, con tutti i vostri amici. Dobbiamo far ritornare l'algoritmo in alto. Le visualizzazioni stanno scendendo sempre di più. Fino a poco tempo fa facevamo più di 100 visual a video. Fino a poco tempo fa, tipo un mese, fino a inizio giugno facevamo più di 100 visual a video. Non so perché stiamo scendendo in un sacco. Quindi girate il video. Vabbè, vai giù, a parte questo. Spagna-Portogallo, Portogallo-Spagna, adesso non ricordo. 0-1 per la Spagna. Vince la Spagna di 1-0 al 91esimo, se non sbaglio, al 91esimo, al 92esimo. Stiamo un attimo pure la telecamera, ok. Non mi ricordo, sinceramente mi stavo addormentando, però perché ha visto Canada-Sudafrica, eh, là proprio ci sta proprio da far stravamo mille addormentarsi, proprio assai, assai, assai. Oddio, mamma mia, che partita. Cioè, che ci sarà da dire? Cioè, su queste partite qua non avrebbero neanche giocate, sinceramente. Cioè, tu che cosa vuoi dire? Cioè, ti fanno passare lo sfizio oppure arrivi tipo, che ne so, al 45esimo, al 60esimo che dici, vabbè, magari in questo secondo tempo se qualcosa succede. Arrivi al 60esimo minuto che non sta succedendo niente, 0-0. Ti fanno passare pure lo sfizio per la partita, cioè ti fanno proprio annoiare. A un certo punto ho lasciato la televisione accesa, ho abbassato il volume al massimo e sono andato a farmi la doccia, cioè voglio, ma stiamo a fare niente, cioè voglio, tanto già sapevo che non succedeva niente, poi vabbè ho finito e ho visto il gol della Spagna. Ehm, non muovendo, non, vabbè. Ditemelo qui sotto nei commenti, proprio non muovendo, non. Però vabbè, ditemelo qui sotto nei commenti. Ehm, vai giù, la Spagna all'inizio, proprio i primi spezzoni di gara, la Spagna ha dato qualcosina, ma proprio poco, poco, poco. Poi, sì, Bruno Fernandes che gioca in attacco, invece va a centrocampo, pure l'allenatore portoghese non sapeva manco lui cosa fare, cioè, poi Nuno Mendes faceva passare, invece di avanzare, tirava, invece di passarla a Ronaldo che l'unico decennio in questa partita ci sta ed è lui. Poi tutti a dire no, vabbè, ma nel Portogallo ci stanno un sacco di giocatori forti, oltre a Ronaldo ci sta Vitinha, Nuno Mendes, Bruno Fernandes, non ha fatto niente nessuno, giù, rendiamoci conto, nessuno ha fatto niente. Nessuno, né Bruno Fernandes, né Ronaldo, né Nuno Mendes, cioè, né Vitinha. Cioè, voglio, ma che stiamo a parlare? No? Poi il grande Yamal, il grande Lamine Yamal, voglio, chi va a avere per quando viene nazionale, voglio, chissà come ha giocato buono all'Europeo di 2 anni fa, chissà come l'ha vinciuta Spagna, eh, l'Europeo di 2 anni fa, tipo, chissà come l'ha vinciuto. Chissà come l'ha vinciuto, non sapevo mai chiesto come l'ha vinciuto l'Europeo in Spagna. È tutto a fortuna, è stato che lui è europeo. Appunto, parliamo proprio della figuraccia che ha fatto l'Italia. Stiamo a parlare dell'Italia, ma stiamo proprio zitti. Vabbè, giù, che c'è da dire più su questa partita? Niente più, fatemi sapere qui sotto nei commenti
cosa ne pensate della partita, le vostre impressioni, anche se di impressioni ce ne sono poche. Fatemelo sapere qui sotto nei commenti. Lasciate un bel like ed iscrivetevi al canale. E mi raccomando, voglio commentate un sacco, commentate tutti quanti che dobbiamo far e condividete il video che dobbiamo far ritornare l'algoritmo in alto. Ciao, aiuto.